Da 92 anni, ho sempre ramassato i castagni e sempre ramasserò in che campo. E a non ramassare più perché la gente forse si trovano troppo vecchi, troppo tecci. Non te ne ricordi più, su quella serata, che metti la bagiola, ti vesti una bullentata, e così passasti allegro, lo resto la nottata. Si sarà tanto dimenticato il corso di quello pane di legno che empie e meria i santenati. A prima vista pare che sì. Castagni ce n'è sempre, mica quantennenzo, ma da soddisfa gusto e fame. Ma gente sotto i castagni, poche mica. Forse perché chi sta non ne divide, di campanese lisce o di digiulana riate. O forse perché, come la dice così bene il vecchio gugnanese, siamo tutti troppo tecci. Infatti, se lo si cerca c'è sempre quello cuglione. Ma perché coglie? E chi ne fa ceto castagno? Primi castagni per mangiarli, e devo particare fa farina, e poi dopo c'ho qui una parte per andare ai vesti. In dei tempi cogliamo era per noi i nostri castagni, perché teniamo un porco e 2 o 3 pecore. Ma essendo invecchiate non dovremmo più cogliere. E allora è qualcuno che ta bestie, prima ci mette i pecore a far mangiare i castagni e poi dopo ciò che resta ci mette i porcetti per far mangiare il resto. E me la fanno strafarina, perché ora nessuno ne face più. La gente si vergognerà, solamente a Polenda le piace sempre, a tutti. Insomma, cuglia per farsi 2 vallotte, 2 fagiole, un suppo di farina, o se no per darle ai burchi, ai pecore e certe volte ai vaccine. O chi sorte per la castagna. È vero che cuglia, famiglie che cantano un lazzarone sono poche, e mamma Piera sta fuori di casa. Allora la castagna è la postantera e il castagno, tenesi conto, come lo può. Ma allora perché gli italiani comprano le nostre castagne a 60 centimi chilò per rivendere in Italia dolciume a confittura o vistute a cioccolata 15 e 18 franco chilò? E comunque non nei grandi mercati nazionali non ci sarebbe che castagne e lardesci. Se questione, giovani castagnagli e si sopposte, e qui stanno in San Lorenzo non muso. Gian Paolo Incensini, diteci ciò che la vostra cooperativa intraceva. Qui si faceva un'unità per condizionare la castagna corta in castagniccia. Quest'anno si tratta di condizionare 200 tone a poco prezzo di castagne. L'arnasamento comprende una rende vasca di 250.000 litri, spertuta in 8 vaschette, che poi contiene ognuna circa 15 tone di castagne. Le castagne ci stanno 8 giorni, ciottate nell'acqua pura per tombare vermi, se lo ci fosse. Un 9° giorno una pompa esassulfa e per lampa in una gemuglia, poi in una sicchereccia e poi in una specie di cerniglio che sceglie rosso minuto. E più belle vanno a empie sacchetti 10 kg pronti a essere spediti in un mercato all'ingrosso. Ma 2 anni. Una volta condizionate e messe in sacchetti mandiamo alla camera fredda. La camera fredda sono stoccate a una temperatura positiva, a dire sotto a 4 gradi. E quindi aspettiamo che i corsi di Francesco o di un altro mercato francese o straniero collino e diamo l'ordine di vendere. E giù da comprare. La gente, quando li sentono un prezzo, sta a dire un franco e 20 kg tutta massa, fuori dei cantieri, dicono ma allora vogliamo e poi eviamo tutte, capite? È anche, ad esempio anche più bella, i porcai si crea che i porcai erano contro a sta fare qui, sono i porcai i primi a vendere castagne, che dicono a questo prezzo questi compriamo un ranone e poi vi compreremo i vostri scherzi.
Signor Vincenti, che ne va delle castagne, delle vostre castagne? Le castagne mi rende cogliamo una poche che noi abbiamo la cooperativa. E quelle che non abbiamo mica la cooperativa ci teniamo per incassare 2 o 3 porchi per l'uso di casa. Ne corta assai? O siamo entrati, ne abbiamo dato una donna, E a 70 non era maguglia. non eravamo la coglia donna. È buona annata? Mica troppo, mica troppo. Qui dopo la sortita della macchina, le castagne sono scelte, allora c'è una partita che può diventare castagne di lusso, no? Giustamente usando l'operazione di fare che la castagna una volta scelta sia venduta il più caro possibile. Perché di noi se paghiamo franche 20 quando è BM così, se luce benefici dopo la campagna la aspettiamo dopo, che li chiamano un sistema cooperativa. Dunque sicuramente aspettiamo ci sia un maximum o più castagne di lusso possibile, si tratta tanto di castagne per fare i marron glacé, per fare il marron naturel e per fare le fagiole, li chiamano i marron grillé. Dunque la trasformazione non ti piace, non mica vedo male. Mica vedo male, ma forse vedo male. Sapete, la trasformazione, abbiamo già le fabbriche che trasformano questo fermo a verina. Un contratto di paese castagnisce, non me ne mica aiutato così, no? O può aiutare? Sapete che San Lorenzo qui è fuori un contratto di paese. E di noi è prevista, quando un contratto di paese è prevista, questa è all'eletta a decidere, ma i gruppi di lavoro hanno proponono agli eletti di fare donna 2 o 3 unità così, proprio non è breve. Castagnali, siamo ancora castagnali, ma non è breve di castagnici che sono scritte in un contratto di paese. Chi stanno 200 donne, chi stanno chi bene? Allora questa unità qui è fatta per trattare 400 donne. Chi stanno chi bene forse si unirà a 400 donne. Pigliate in conto dalla cooperativa, in cui l'aiuto è inteso i poteri pubblici e un contratto di formazione o provvedito alla gioventù, 4 giovani sono qui impiegati in permanenza. Più tardi, quando la cooperativa verrà da sé, potrà pagarsi impiegati e forse altri, non te ne sono visi. Però egli è giusta. Ella si è puntellata per annersarsi a DDA, a Somivac, a Credo per l'agricoltura. Per questi organismi, come per la SICA di Castagniccia, l'operazione deve riuscire. Deve riuscire, o sì o no. Che il problema non è solo di salvare la castagna, ma avanti tutto di salvare la castagna. Che ne pensate, Domenico Incensini, poi in questa questione o i talenti? Ha un affare certo che senza castagno non se ne può avere. Come può degustare qui? Non sarebbe che dentro questo castagneto, castagni abbandonati, c'è macchia, c'è malattia, tutto ci si mischia. E è difficile a un paesano, in questo stato attuale, di poter ammassare un sarebbe con un chilo di castagni. Questa è la malattia. Allora, i corsi, un paesano corso non capo che un ciostro. Vi parlerà anche di un ciostro. Abbiamo cercato di spiegargli che un ciostro è una malattia che non tocca che è raica. Ma ce n'è una che è ancora più grave, che si chiama il cancro, che è un fungo che si mette a mezzo alla corteccia e un legno castagno. E questo fungo è come potere di strangolare la ranca che si trova sopra, face che usuccio un colla più. E tutta la partita sopra non si muore. Non vuole mica dire che tutto castagno è morto, posto che sotto continua a via. Invece, contrariamente, un ciostro comincia a bere raica. E a questo momento così, tutto castagno muore. Allora, contro il ciostro c'è qualcosa? Contro un ciostro allora attuale non c'è mica sé a fare. E contro il cancro? Contro il cancro sì. Se vuoi malattie, sono 2 malattie che si sperdono. Dunque, su dei conti c'è tale, su dei conti... Ma si sperdono perché? Si sperdono perché ci ammaccia a causa dell'abbandono. Ammaccia chi si mangia tutti gli elementi a terra, il castagno non ha più di che nutrisce e si addividisce. E il fatto che l'albero sia addividito
la malattia e fuori vecchia. Boh, allora, voi che avete fatto per curare queste malattie? Noi che ne abbiamo fatto, avanti di sottometterci alla moda di malattia, abbiamo cominciato per dirci, ci vuole a smacchiare, più questione di aspettare sempre la soluzione miracolosa. Abbiamo cominciato con l'associazione a Custaglia e a Sicca di Castagniccia, a impiegare pochi giovani, perché per intendere malati si sciantito c'erano, hanno smacchiato un 100 ettari di castagne. C'è questa prima operazione. Dopo siamo passati tanto terreno e abbiamo gettato i castagni contro il cancro. Allora abbiamo impiegato un mese di disabianti. E un risultato? Il risultato è che, come potete vedere qui, il castagno rimbisce. Da 8 mesi dopo il castagno si rimette a piedi, la corteccia si cicatriceggia, c'è una nuova corteccia che nasce e il castagno è salvo. E allora la gente sanno che dice? La gente prima ci è voluto a fargli la prova, perché sapete che in corsa come lo si passa, ci vuole bene per crescere. E la prova è stata fatta, la gente ha visto, toccato, bisato, misurato, calcolato, capito e creduto. Essendo comunque che il castagno si franca da un male e che la castagna riviglia valore, si può dire dell'erbore d'uso frutto che li ritrovano ai nostri fugoni moderni, quella sacra piazza che la viano Nanto e sopra ai fugoni antichi. Se lo fossi stato io e Paolo Itaio, richiudendo all'insotto i cerive, vendetta e fatto. Eppure ci sono dubitosi in tante esperienze di Lorenzo che dicono che no. La bene, agigerà. E c'è da sperare che la risposta sciacchitterà, come una facciola al nuovo testo.